Il risultato è stato oltre le più ottimistiche previsioni, sia dal punto di vista della partecipazione alle primarie, sia dal punto di vista del risultato in quanto candidato Matteo Renzi. Matteo Renzi ha vinto nelle primarie del PD con il 70% delle preferenze, ma il risultato è stato doppio, come sottolinea Andrea Ferrazzi. Il fatto che 2 milioni di cittadini durante un ponte lungo, durante una giornata di sole, il 30 di aprile, siano venuti a far code, come abbiamo avuto in tutti i seggi elettorali, per esprimere la loro partecipazione e la loro volontà di essere, è un fatto estremamente importante. Al di là di chi risulti eletto, è importante che il partito si rimetta a correre anche a livello regionale, è il commento della segretaria metropolitana Gigliola Scattolin, per affrontare le importanti sfide che lo attendono sul territorio metropolitano. Visione condivisa da Ferrazzi. Matteo Renzi deve gestire con intelligenza questa vittoria, deve dunque aprire al massimo la partecipazione e la condivisione, e da quello che farà noi adesso si deve costruire un programma di governo per il Paese costruito insieme al tessuto sociale nazionale, ed è questa la grande sfida che ci vedrà impegnati nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.